buongiorno. Oggi sono 23 novembre 2024. Io mi trovo, c'è scritto dietro di me, a Airasca, alla stazione nuova di treni. Da qui inizia la mia attività, ultima attività estiva di quest'anno. Anche se in montagna ha nevicato, a Cervinia ha nevicato 35 cm, io comunque faccio ski roll e non vado a sciare, perché io ho pianificato come ultima attività a fine stagione estiva questa attività di ski roll. Oggi faccio da Airasca un tratto di un'oretta verso Moreta e poi ritorno. La pista ha più o meno 18 km da qui fino a Moreta, in totale a 36. In 2 orette di allenamento non riesco a andare e lo lascio per la prossima volta, e la prossima volta forse inizio da Moreta verso Airasca. E allora andiamo a schirolare. Iniziamo dalla stazione nuova più o meno. Come mi hanno spiegato che la pista inizia qui vicino. Oggi è una bella giornata, sole pieno. Intorno montagne con neve sulle cime. Vediamo che la neve che è caduta non ha coperto di tanto la montagna, però un po' meglio dell'anno scorso. Oggi sono più o meno adesso 10 gradi al sole. Ecco, qui troviamo pista ciclabile, via della Risorgive. Andiamo a vedere questa pista. Su internet ho trovato che inizia con una strada sterrata
più o meno di 1 chilometro, e forse era questa qua, però vedo che qui inizia subito la pista asfaltata. E nessun serrato non trovo. Io pensavo che la linea ferroviaria non c'è più, ma forse solo hanno chiusa la linea verso Moreta, invece verso Pinerolo c'è la ferrovia da dove sono partito. Il mio sesto allenamento con Schirol. 3 classic e 3 skate, e in totale l'anno 12°, perché da maggio fino adesso in 6 mesi ho fatto 12 allenamenti, 6 di classico e 6 di skating. Inizio maggio ho cominciato maggio e giugno, 2 mesi, e poi da settembre fino adesso altri 6. La pista è proprio bella, perché il primo chilometro l'ho fatto in 6 minuti. E poi guardate che bella vista sul Monviso, un bel paesaggio. Poi al ritorno anche. Pista più o meno di larghezza a 1 metro, una corsia, 2 corsie, 2 metri, più o meno una macchina ci sta qua, 2,50 metri in totale. Un primo passaggio, noi abbiamo qui la precedenza sempre. Alla fine dell'autunno è così, tanti fogli sulla strada.
Da tanti anni pensavo di venire qui a praticare ski roll. Volevo partire da Stupinigi, ma a Stupinigi non trovavo niente. Poi ho trovato quella via di 3 km 4 quanto dietro Stupinigi, e lì mi sono allenato un allenamento. Quest'anno pensavo di venire qui e poi anche di andare a Chiusa Pesio su una nuova pista proprio di ski roll e di vedere com'è. Però lasciamo per la prossima stagione. Prossima stagione facciamo una qui da Moreta e poi forse vado a Chiusa Pesio sulla pista di ski roll. Guardate, qui c'è un lago dove si può pescare. L'entrata è sicuramente a pagamento e costa come sempre più del pesce che avete diritto di pescarlo. Unica cosa che è un pesce molto fresco, vivo. Questa è la differenza tra pesce pescato nel negozio e il pesce che lo pescate voi. Poi tanta differenza tra quella ghiacciata, che non sa quanti anni sta nel frigorifero. La pista più o meno è come a Bricherasio, stessa dimensione, perché anche là era un tratto di ferrovia come qui, e allora le dimensioni non cambiano. Siccome quest'anno ho fatto un po' di più allenamenti, quasi ogni settimana, sabato, domenica, un allenamento intensivo, e poi in settimana corsa e ginnastica, e a volte anche un altro allenamento. E oggi metto il fine della stagione estiva, forse domani vado a pattinare a Torino, si apre qualche stadio, vediamo quale è aperto. Oggi dicono che si apre il
la Pallavela e domani forse vado a pattinare. Così domani forse inizia la mia stagione invernale e poi prossima settimana vedo se nevica ancora o in settimana forse vado a aprire la stagione con un sci alpinismo e penso di andare a Valle Argentiera. Non sulla pista come di solito inizio, ma su un tratto così di pianura più o meno, che ha più o meno una distanza di 15 km sotto le montagne. A Pragelato già hanno cominciato a spruzzare la neve artificiale. Ho guardato oggi la camera stamattina, ho visto che anche di là ha nevicato, ma poco, un 10 cm. Vediamo poi prossime settimane se si mantiene questo freddo. Se succede come in altri anni che dopo una nevicata arriva il caldo. E si scioglie tutto. Vediamo se abbiamo fortuna o no. Se abbiamo fortuna che le prossime settimane fa freddo, allora spruzzano con neve artificiale e già prossima settimana si può andare a sciare.
e poi dal 10-15 dicembre già inizio stagione a Sestri e a Monginevro. E Cervinia anche. A Cervinia è nevicato 35 cm, neve fresca naturale. Ha coperto tutta la città di Cervinia. Allora forse prossimo domenica aprono anche lì qualche serata. Là è sempre aperto su a Plateau Rosa, però in basso aprono come da per tutte le parti. Sorpasso. La pista è così bella e liscia che si va abbastanza forte. E poi io l'altra settimana ho messo sulle ruote, ho spruzzato con il spray sulle ruote e le ruote vanno molto più veloci, un po' più facile. Al chilometro 4 la strada è più brutta, ha più buchi, si sente sotto i piedi che trema. Però non ha durato tanto. No, di nuovo è brutta. Forse per le biciclette non cambia nulla, ma con il Schirol cambia proprio. A metà anche le strisce che divide la strada in due. Nel caso che c'è troppo traffico dovete stare da una parte della striscia. Io invece oggi, come non c'è nessuno, vado a metà. Forse è bene venire qua dopo una pioggia. O di inizio a marzo, aprile.
quando tutti questi fogli vanno via e la strada è più pulita. Siamo arrivati a Scalenghi. La vecchia stazione. Ecco, chilometro 5. In 25 minuti. Più o meno arrivo a 12 chilometri. La macchina veniva con una velocità abbastanza forte, non pensava di fermarsi, ma visto me si è fermato subito, però anche io mi sono fermato prima di entrare sulla strada. Emilio Costini. Strade intersetate, cerco ciao. Meglio di fermarsi e dare la precedenza, poi se si ferma andate piano piano. Ecco, c'è anche un indicatore che indica 5 km. Bella vista sul Moise. Fino qua è tutto aperto. E attraversa i campi agricoli che stanno puzzando un po'.
Però qui su questa pista potete venire con qualsiasi cosa, skateboard, pattini a rotelle, schiro, bici, corsa, camminata. Nessuno non vi dirà niente, come sulle strade, specialmente a Torino, in città. E poi qui di mattina in settimana c'è poca gente, più arrivano di domenica, perché alcuni sabato anche lavorano, o dopo una settimana di lavoro stanno a casa a dormire e domenica escono. Invece io non sono andato al mare, ma sono venuto, mi fermo un po' a fare una foto sul mio viso. Chilometro 6, 30 minuti. Una pausa di 10 minuti e ripartiamo sulla pista. Al chilometro 6 il Monviso si vede proprio aperto, senza nessun albero o qualche palo di elettricità con cavi. E se volete fare la foto al chilometro 6 da Airasca, è un bel punto panoramico. Il sole lampeggia ancora di più e io con gli abiti che sono, avete visto nella foto, pantaloncini corti, immagino che tengono caldo, e poi calzini ho preso quelli da sci, però le scarpe da skirò
sotto pantaloncini, quelli di protezione, che li uso anche per ciclismo. E sopra una maglia che vado con questa maglia sciare, una termo di marca Adidas. E mi tiene molto caldo. E anche una maschera sulla faccia e la sciarpa. Poi i guanti sottili che una volta li usavo andare in gare delle sci di fondo, adesso già sono usati, quasi da buttare, però con il scroll, andando più nelle giornate calde, questi guanti vanno bene, questo spessore. Chilometro 7, 14 minuti, perché 10 minuti mi sono stato fermo. È bene fare una pausa tra ogni mezz'oretta. Però questi 10 minuti penso di farli in più, e se mi alleno 2 orette allora saranno 2:10, e poi dipende se mi fermo ancora. Guardate che anche dal chilometro 7 la vista sul mio viso rimane sempre bella. Un attraversamento pedonale costruito con pezzi di pietra. Andando sopra è stata una fatica. Penso di acquistare un paio di ski roll con ruote gonfiabili,
che vanno bene specialmente per strade sterrate con ghiaia, pietre nella foresta. Quasi su tutti tutte le strade che trovate intorno potete andare con quelle. Hanno le ruote più alte, più grandi e sono con ruote gonfiabili come la bicicletta. Ecco, siamo arrivati a Cercenasco. E guardate in avanti che da Cercenasco inizia una pista un po' con un paio di salite e discese. Più o meno salita di 5 metri, discesa era anche di 2-3 metri e poi subito una salita. Adesso autunno solo via c'è tanti fogliami, i rami che mi obbligano di fermare.
Il terzo allenamento io lo faccio di skate. Con lo stesso paio che ho fatto il secondo. Perché io ho solo 2 paia. Invece di classico ho 3. E siccome classico faccio 3 allenamenti, ho pensato di fare anche 3 allenamenti di skate. Però mi manca un paio per fare un allenamento con ski roll diverso. Ci penso di acquistare un paio da marchio Marve, uno da Classic ce l'ho già, e mi voglio prendere anche uno da skating. Però questa stagione è già tardi, forse lo prendo nella prossima stagione. La salita non era difficile. L'ho fatto senza sforzo. Le salite impegnative io me le ricordo bene, questa non mi è rimasta neanche in memoria. Parlavo e adesso non me lo ricordo come è stato 10 minuti fa. Siamo a Vigoni, chilometro 9 dall'Airasca. E qui si trova i campi di tennis, Tennis Club Vigoni. Uno anche al chiuso. E anche i campi da calcio e da tennis e da basket. E anche da Vigoni una bella vista sulle montagne.
Vigonia attraversiamo tra le case con chilometro 10. Però 10 minuti io li devo rifare. La vecchia stazione di Vigonia, che anche è chiusa. Qui sul pannello grande c'è scritto il nome della città dove siamo arrivati e anche i posti da visitare. Fine Vigonia al chilometro 10. Fermiamo e guardiamo perché sono alcuni che non danno la precedenza. E qui siamo al chilometro 11.
un brutto attraversamento. Lo devo attraversare più o meno un minuto. Questo brutto attraversamento fa di fermarsi prima e andare piano. È brutto ma fa bene, perché se era un attraversamento veloce si andava forte senza fermare, così c'è il rischio di tamponamento con la macchina che arriva da destra o da sinistra. Qui al chilometro 11 una strada brutta, deformata. Si va ma si sente questa deformazione della strada. Siccome vado in una neve fresca morbida, un po' quando la pista è morbida e sentite che lo sci va dentro la neve. E qui anche deformata ma in più anche bucata. I buchi non sono grandissimi ma se non li riparano fra un anno o due diventeranno grandi. Ciao. Chilometro 12. Andiamo fino al 13 e fermiamo al 13 e torniamo indietro.
così in minuti di pausa mi ritorno. La differenza tra ski roll e sci è che ski roll lo potete fare gratis, invece sci a pagamento. E un'altra differenza che favorisce già il sci da fondo è che ski roll, se cadete sull'asfalto vi fate più male di come cadere con i sci sulla neve. Qui pagate già l'ospedale, invece con i sci da fondo pagate la pista. Ecco, sono andato al chilometro 13 e io mi ritorno adesso indietro. Più o meno siamo a metà strada fino a Moreta e adesso torniamo. Lasciamo per la prossima volta la seconda parte. Dopo un'oretta e 15 minuti di andata io ritorno indietro.
E adesso guardiamo questo bellissimo paesaggio delle montagne con la neve. Ecco, mi è entrato qualcosa nella ruota, vediamo perché non va. C'è qualcosa che è entrato dentro. Ecco, un pezzo di legname. Ecco il legname che è entrato. Ecco, finalmente l'ho tolto. Ho sentito un freno che mi frena e anche un piccolo rumore. Però ho dimenticato al ritorno di cambiare i schirol. Lo facciamo adesso. È bene cambiare i schirol con direzione con le ruote su un altro lato. Prima li abbiamo tenuto piegati dentro e la ruota andava più o meno un po' piegata. Adesso li abbiamo girato e va contro, già con la parte che prima ora siamo andati con la ruota piegata dentro. Adesso quella parte che è stata fuori sta dentro.
così la ruota si usa di 100% e non solo un lato. È come le ruote della macchina. Andate al gommista e ve li fa girare. Ho perso altri 5 minuti, però non fa niente, tanto dobbiamo arrivare alla macchina e adesso il tempo non vale. Vale solo la distanza che devo fare al ritorno. La distanza che comunque lo devo fare o un'ora o 2 o 3, perché se mi fermo qui, da qui non c'è niente con che cosa arrivare a casa. Ciao. È la seconda volta che mi entra qualcosa nelle ruote. Una volta mi è entrata una pietra e sono proprio caduto. Non forte, ma un po' di male ho avuto. E adesso un legname. Che non mi ha frenato subito, ma ho sentito una frenatura. Questa Schirol ce l'ha parastruzzi che davanti che dietro, ma non, forse è questo anche il motivo che la legna è entrata dentro e non è andata fuori, è andata tra la gomma e il parastruzzo e il parastruzzo l'ha fatto entrare dentro, perché se non c'è parastruzzo lui salta fuori. Allora meglio che
questi parastruzzi li togliete quando non piove, e solo quando piove li mettete sopra. Adesso il sole batte dietro e si vede la mia ombra sull'asfalto. Al ritorno torniamo sulla strada, perché questo attraversamento è proprio brutto. Al ritorno dobbiamo fare altri 13 km, 2 li abbiamo già fatto e ancora 11. Di nuovo siamo a Vigoni. Di nuovo qualcosa è entrato. Ecco, è uscito da solo una foglia. Le foglie non sono così tanto pericolose perché escono da sole, invece la pietra e i legnami sono proprio pericolosi.
Le fogliame sono pericolose quando sono un po' ancora verdi, ancora vivi, e quando andate sopra si schiacciano e il pavimento subito si bagna e c'è il rischio di scivolata. Qui a Vigone un bel parco con dei parco giochi per i bambini. Adesso a novembre è nevicato solo, come sempre, al nord, in Svezia, Norvegia, Finlandia e poi sulle montagne. E sono già cominciate le gare FIS, hanno fatto sprint e poi oggi mi sembra 10 km, donne e uomini. Poi magari a casa vado a guardarli. Là in Svezia ha già nevicato e fa molto freddo. Poi arrivano anche le gare qui in Italia, Marcialonga, Valcasia, Gran Paradiso. Io mi sono fatto il certificato medico, adesso posso andare a fare la palestra, magari prossima settimana vado in palestra. Così metto il fine proprio della stagione estiva con un rinforzo in palestra. E poi domenica a patinare. In Svezia è molto bello, però andare fin là devo fare 2000 km, invece da casa fino a Erasco devo fare solo 20. Per andare là serve solo una giornata di andata e una di ritorno con aereo, e poi magari 2 giorni, più o meno una settimana. Solo in vacanza si può andare.
con il spray spruzzato sulle ruote. Quasi tutti i chilometri li faccio in 4,40, meno di 5 minuti. Poi su questo pavimento, che è abbastanza buono ma molto sporco, mi devo sempre frenare un po'. Come tempo sono al 1,36, 17 km. Sono arrivato al tratto con le salite e discese. Adesso ecco, qui si sente che è un po' in discesa, ma comunque devo spingere. Vediamo poi qui. Un po' più veloce ma non di troppo, più o meno 17 km/h.
e in più questi attraversamenti che anche loro fanno frenare. D'inverno e estivo io faccio solo camminata, a volte un po' di ginnastica e a volte un po' di corsa, e poi andando di là di qua uso la bici se qualche sabato resto a casa e vado in città, o camminando o con la bici. Così i chilometri che li dovevo fare in quella giornata su una pista di sci li faccio camminando o con la bici, perché alcuni sabati e domenica proprio non riesco. Se no sabato vado a patinare. Vicino alla foresta è più brutto, nelle zone aperte la strada è bella, forse per questo hanno lasciato aperto, dove sono gli alberi sono più sporcizi. Allora prossima settimana vado in palestra a fare un po' di muscoli prima di andare a sciare. Andiamo con i muscoli. E poi la seconda domenica apro la mia stagione sciistica.
con un bel sci alpinismo, una camminata. Valle Argentiera fino a Colle Rodoredo. A Colle Rodoredo sono già stato, è vicino a Prale. Però questa Valle Argentiera si trova dall'altra parte del Colle di Rodoredo e si arriva fino tra Cesana e Sestriere. Ho un film già come sono andato lì, però io ho fatto una bella montagna, una bella salita. Invece come all'inizio stagione voglio solo un po' camminare così, perché là forse non si usa neanche lo sci. Magari faccio una salita così per divertimento solo. Poi se la neve là c'è ancora. A Sestriere ho guardato la camera e ha nevicato anche tanto lì, come a Monginevro, perché Sestriere e Monginevro sono vicini. E ieri in ritorno a casa ho visto neve anche a Bardonecchia. Qui si può stare anche tutto il giorno di sciare, però il dolore nelle gambe mi fa fermare. Con il più freddo, non così forte, ma mi ricordo a Imperia a settembre, proprio tutto sudato e le gambe bruciate. Subito nell'acqua fredda un po', a far passare il dolore. Ecco, chilometro 20 e già come tempo 1,50. Come tempo fra un po' arriviamo a 2 orette. Però poi mi resta ancora 4 km da fare. Ma quei minuti di pausa li recuperiamo
così in totalità di sciata sono 2. Qui la pista è meglio di quella di Imperia, però è un po' stretta. Là i crepacci nella strada sono più evidenziati, che una volta anche mi è entrato il bastone e sono rimasto senza bastone. Sono rimasto solo con la maniglia in mano e il bastone infilato nella strada. Poi sono tornato indietro a prenderlo. Non era incollato bene poi il buco profondo. Ha preso bene il bastone e l'ha tirato. A Imperia l'unica cosa che è bello la vista sul mare, però la strada è sempre popolata, trafficata e poi a volte anche un po' brutta, e poi fa molto caldo lì, sempre, anche forse adesso di inverno. Ecco, se volete che il vostro schirot va veloce, spruzzate anche voi con del spray. Mi sembra, non mi ricordo il marchio, MB mi sembra 50. Quella che si trova in negozi normali. Colore blu mi sembra con scritta rossa. E vedete che le vostre ruote vanno molto meglio.
Buono. Chilometro 22, 2 orette e 2 minuti, ancora 4 chilometri. Più o meno 20 minuti mi resta ancora, un po' meno di 20 minuti andando in questo ritmo. I scarponi da skirol sono più duri di quelli da fondo e dopo 2 orette mi fa proprio male in gambe. Tanti di voi usano per fare skirol i scarponi da sci da fondo, però io non li uso perché mi fa troppo caldo. Quest'anno ho voluto comprarmi un paio di scarponi da skating di marchio Spine con la boa proprio da skirol, però in Italia io non li trovo. Ho trovato solo un negozio che vuole 900 euro, ma 900 euro è troppo per un paio di scarponi da skirol, perché loro in realtà costano anche meno di metà, più o meno 400 euro. E su internet non c'è nessun negozio che li ha in vendita. Sa un paio, ma misure che non coincidono con la mia misura. Il marchio Spine ha fatto un paio di scarponi
da Skirol loro hanno anche Skirol e anche hanno scarponi da sci da fondo che più o meno equivalgono con i grandi marchi tipo Fisher o Salomon, Rossignol o Atomic, e quelli da Skirol sono proprio tra i migliori. Nessun marchio non ha fatto di Skirol con la boa, e come dicono i sportivi che sono proprio dentro morbidi. Il marchio Alpina ha fatto un paio di scarponi da Skirol, ma non con la boa, più o meno uguali a quelli della Spine, ma hanno solo pubblicato sul loro sito, però in vendita non li hanno messo. Il venditore del marchio ha detto che non li hanno prodotto, hanno solo pubblicato il disegno. Era un paio di scarpe da Skirol Alpina Elite 3.0, il design uguale a quelli di sci da fondo che costano più o meno 900 euro. Cambia solo quelli da Skirol sono più aperti, sono estivi, però sono molto belli, sembrano quelli da sci da fondo Elite. E alla fine non li hanno prodotto. E tipo, se cercate in vendita qualcosa non trovate quasi niente, forse ordinando in qualche negozio di sci o sull'internet c'è poca roba. I modelli più vecchi delle scarpe. Io però per lo skating uso questi Fisher Carbon. Da anni già li uso. Non sono male, ma sono duri. Dopo 2 orette mi fa dolore in gambe, in piedi. E di estate anche sono molto caldi, anche se sono aperti. Ecco, sul tratto migliore già vado 4,20 secondi con il ritmo che riesco a parlare.
Ecco, siamo arrivati al lago. Al lago delle Rose. Ecco, se cercate su internet, cercate come lago delle Rose e forse troverete qualcosa di informazioni. Si trova a 2 km da Erasca. Ciao. Mi resta solo 1,5 km fino al parcheggio. Un altro bastoncino mi è entrato un rame, guardate, nella scarpa di Schirò. E quando vado si sentiva il rumore. Ecco, da qua si può arrivare anche a Pinerolo, Piosaschi, Stupinigi. Là un altro laghetto. Forse su questa laghetta si può pescare gratis. Qui non c'è nessuno. E mi resta l'ultimo chilometro.
prossimo anno inizio con la seconda parte da Moreta. Primo allenamento di classico lo inizio sempre al parco, poi secondo allenamento con skate e vengo qui da Moreta a Irasca. Oggi ho i calzini da sci da fondo e c'è una differenza tra quelli calzini da ski roll. Vengono più caldo e sono più morbidi, perché i calzini da ski roll anche sono sottili da estate. Ecco il fine della pista, ma mi resta ancora mi resta ancora 500 metri fino al parcheggio. Guardate, su questa pannella sono indicati tutti i posti dove la strada intersetta. Da un chilometro zero mi resta solo 500 metri fino al parcheggio. Li faccio con gli ski roll.
Ecco il parcheggio della stazione nuova del villaggio a Iraska. Oggi non mi viene la parola finalmente, finito la mia attività, perché è stata una bella giornata e poi con questi schirol spruzzati con il spray sono andati così leggero e bene che io alla fine volevo fare ancora un'oretta e solo un po' di mal di gambe mi ha fatto fermare la mia attività. Ecco, da qui da Iraska vi dico una buona giornata. Venite anche voi qui con le vostre biciclette o a camminare o a correre o con altra attrezzatura. Venite a Iraska. In una giornata come oggi. E se no guardate il video su YouTube, iscrivetevi al mio canale.